le scosse di terremoto, 6 in meno di 4 ore. Stanotte l'Alta Marca ha tremato, epicentro tra Miane e Segusino, sisma avvertito fino a Belluno. Non pochi residenti impauriti sono scesi in strada stanotte dopo le scosse. Il governatore Zaia preoccupa la faglia, la regione alza la soglia di attenzione potenziando il monitoraggio dell'area. Screzi in classe, fuori la resa dei conti, il racconto dei compagni di ragazzi coinvolti nelle risse in centro a Treviso. Nel pomeriggio il faccia a faccia tra il sindaco e i presidi. Pusher e cliente, entrambi giovanissimi, sorpresi a passarsi dell'hashish a paese. Un 17enne incensurato è stato arrestato dai carabinieri. Ha avuto un seguito il caso dell'avventore violento che ha creato il caos domenica sera in un'osteria a Falzà di Piave. L'uomo stamattina si è presentato alla porta di casa del ristoratore che l'ha denunciato e non con buone intenzioni. Vaccinazioni debutta domani all'ex Maber di Villorba. Il punto rosa ideato dall'ULS 2 per mettere a disposizione delle donne in gravidanza punti informativi sulla vaccinazione. Un'applicazione gratuita per visitare virtualmente il Museo di Santa Caterina di Treviso con i suoi affreschi e le sue collezioni. L'iniziativa da oggi. Buonasera, ben ritrovati in diretta con l'informazione di TG Treviso. Dunque, avete sentito, partiamo dalle scosse di terremoto che hanno coinvolto la provincia di Treviso e si sono avvertite fino a Belluno, epicentro a Miane. Vediamo subito i dettagli. La prima scossa è stata preceduta da un boato alle 2:45, la seconda pochi istanti dopo alle 2:46. Migliaia le persone tirate giù dal letto da Fara di Soligo a Querovas, da Conegliano a Borgo Valbelluna. Tanti scendono anche in strada. È piena notte quando la rete sismometrica del Veneto segna rispettivamente 3.7 e 3.5 della scala Richter. L'epicentro a Miane, a cavallo tra le province di Treviso e Belluno, ha una profondità di circa 10 km. Seguono 4 repliche, la più forte di 2.6 Richter alle 3:32, ma lo sciame sismico interrompe la sua sequenza solo alle 6:26. Una notte agitata, nessun danno a persone o cose, tanta la paura e gli interrogativi. C'è apprensione perché comunque stiamo parlando di una zona che è altamente sismica. È una zona che comunque nel 1650 ebbe un grande terremoto. Una zona che comunque è sempre sotto osservazione, perché c'è una faglia importante e quindi aver avuto 2 scosse da 3-4 di scala di magnitudo a distanza di un minuto una dall'altra questa notte, insomma, è stata percepita, non ci sono stati danni, però insomma, va controllata, va osservata, va accompagnata. Subito è scattata l'allerta della Protezione Civile del Veneto con il Centro di Ricerche Sismologiche dell'Istituto Oceanografico di Trieste, che in giornata ha installato nuovi strumenti di rilevazione nella zona interessata, come si vede anche dalle immagini. Presente l'assessore Botaccin. Adesso viene installata proprio in fase di installazione una rete di monitoraggio aggiuntiva rispetto a quella esistente, quindi la rete mobile nei comuni di Quero e nei comuni di Miane, appunto per verificare anche eventuali situazioni di microsismi. Negli ultimi mesi la zona è stata interessata da terremoti di minore entità localizzati più a sud verso Pieve di Soligo. Scosse analoghe si ricordano nel 2011 e nel 2015, un fenomeno che sarà oggetto di uno studio in partenza proprio con l'OGS di Trieste e che riguarderà l'intera regione. Adesso sta partendo un progetto che non ha uguali al mondo di monitoraggio sismico con 300 sensori in tutto il Veneto e che consentirà di studiare anche eventuali fenomeni premonitori. Oggi come oggi non è possibile prevedere i terremoti, ma magari con questi studi approfonditi fatti dall'OGS, che è in convenzione con la regione, magari un domani chissà. Tanta la paura tra i residenti, chi ha detto di aver sentito un boato fortissimo, chi si è spaventato. Intanto dal comune arriva questo consiglio: prendete visione del piano di protezione civile. Più che la scossa, secondo me, il rumore, il ruggito, ecco, un ruggito proprio. Però insomma, da brividi. Prima il boato, dopo la scossa. E alle 4, 3 e mezza, 4 un'altra, ma più piccola. Ho sentito come un boato più forte che sembrava come una ventata di vento. Pensavo che fosse la vetrata e i vetri che avesse battuto la finestra e così è. A inquietare più della scossa è il boato che l'ha preceduta, un rumore potente che ha rotto il silenzio della notte. Stavo dormendo normalmente e ho sentito una scossa che mi sono ribaltato dal letto
e ho svegliato mia madre e mie sorelle e sono uscito fuori di casa. Io stavo dormendo e mi sono svegliata di colpo perché ho sentito questo boato, diciamo così. Ho detto, oh mamma mia, il terremoto. Mia moglie è uscita, io sono rimasto in casa sulla finestra. Avete avuto paura? Beh, non è stata un'esperienza bellissima, senz'altro. Scosse che hanno messo subito in moto la macchina comunale di protezione civile, come racconta Angela Colmellere, oggi deputata e assessore comunale, per anni sindaco di Miane. Mi sono alzata dal letto, ho cercato di capire se anche il resto della popolazione era sveglio e quindi di fatto ci siamo subito attivati e io sinceramente mi sono vestita con la tuta in modo tale da essere pronta per capire come muoverci. L'allarme dei primi minuti rientra, ma resta un forte appello alla popolazione, quello di leggersi il piano di protezione civile. Io invito tutti a visionare questo piano, che è presente anche nel sito del Comune di Miane e che sicuramente va letto. Comune di Miane che negli anni ha investito nell'edilizia antisismica, soprattutto nelle scuole, ma il tema è noto anche tra i cittadini. Siamo su una zona altamente sismica e quindi l'unica cosa è, per quanto riguarda il campo edile, bisogna che il mio campo è quello di fare delle case più sicure. Restano le sensazioni di una notte agitata e la speranza ovvia di non viverne altre. Un po' di preoccupazione, chiaramente poi non è che ci siamo riaddormentati subito, però va bene, è andata così. Una bella paura, speriamo che non succederà mai. Torniamo a Treviso, voltiamo pagina. Oggi pomeriggio incontro in videoconferenza del sindaco Mario Conte con tutti i presidi degli istituti superiori del territorio comunale. Obiettivo quello di avviare un percorso di collaborazione volto alla sensibilizzazione degli studenti per evitare altri episodi come quelli che hanno caratterizzato gli ultimi 2 sabati. Alcune scuole stanno già portando avanti iniziative che vedono gli studenti delle quarte e delle quinte come tutor dei più piccoli, anche nell'utilizzo dei social network. Proprio su TikTok e Instagram sono stati pubblicati contenuti che invitavano alla rissa e alla violenza, divenuti purtroppo virali. Nei prossimi giorni, ha comunicato il sindaco, sentirò il direttore generale dell'ULSS 2 Francesco Benazzi per convocare un tavolo operativo. E noi ragazzi li abbiamo ascoltati, abbiamo provato a capire le loro ragioni. Fuori dagli istituti Fermi e Luzzati abbiamo parlato con loro. Quello che mi ha detto, si erano arrabbiati in classe, erano 2 classi differenti e si sono dati appuntamento al Duomo. Quindi è una lite partita proprio in classe? Sì, da quello che ho saputo sì. Si danno appuntamento per una cavolata e poi si ritrovano in centro. Eccoli, questa volta parlano i ragazzi. Siamo tra gli istituti Fermi e Luzzati, via San Pelaio. Gli studenti sono appena usciti. Basta nominare i ritrovi del sabato in centro, quelli che hanno dato il via ad una serie di episodi di violenza, per capire che questi giovani sanno perfettamente di che cosa parliamo. Tra di noi, ci spiegano, c'è il tacito accordo a non parlare quando qualcuno è coinvolto. Funziona! Dipende, insulti ma anche minchiate. Cioè, tipo magari lui è il mio compagno di classe, gli dico testa di e lui magari si offende e fa becchiamoci. Come mai in 300 sono arrivati? Ma perché poi la notizia si sparge tra ragazzi. Una parola di troppo, uno sgarbo e scatta l'appuntamento per la resa dei conti e diventa una stories pubblicata su Instagram. La voce si sparge e i ragazzi si radunano a centinaia per supportare i loro amici o anche solo per assistere. Magari parti tutto dentro una classe, poi c'ho questo amico che fa "oh vecchio, ho sentito che c'è una rissa da questa parte", quindi passaparola. I altri ragazzi vedono questi video e allora vanno a vedere i ragazzi che se le danno. Alcuni docenti hanno già affrontato la questione con le loro classi. Avete parlato poi in classe? I professori hanno affrontato questa cosa? Sì, noi di quarta sì. Ne avete parlato? Sì, non abbiamo detto granché, però abbiamo cercato dei sistemi, una soluzione per evitare questo. All'Istituto Fermi, ci spiega al telefono il nuovo preside Daniele Storti, lo scorso anno c'era un servizio di ascolto offerto dalla scuola con uno specialista. Quest'anno non è ancora stato attivato, ma si sta facendo il possibile per ripristinarlo. Sembra di capire da alcuni di loro che quello che accade fuori dalla scuola per i giovani sono affari personali, vita privata, difficili da condividere con gli insegnanti. No, la scuola non può intromettersi, cioè è difficile che un professore
soprattutto adesso con la generazione che siamo, dica a un alunno guarda non permetterti a fare questo, se no ti sospendo eccetera. Ma non funziona. Non funziona. Pusher e cliente, entrambi giovanissimi, sorpresi a passarsi dell'hashish a paese, un 17enne incensurato è stato arrestato. Sorpreso a cedere una dose di hashish a un ragazzino di appena 14 anni. Lui, lo spacciatore, è anch'esso minorenne. Si tratta di un ragazzo italiano di 17 anni, incensurato, arrestato in flagranza ieri sera a Paese dai carabinieri. Il giovanissimo è stato bloccato in pieno centro, in piazza Monsignor Andreatti, a pochi passi dalla chiesa. Non si è trattato di un arresto casuale. I militari erano impegnati in uno specifico servizio antidroga. Durante la perquisizione nella sua abitazione sono stati trovati altri 85 grammi di sostanza, oltre a materiale per il confezionamento delle dosi, un bilancino di precisione e una significativa somma di denaro, 855 euro in contanti, che secondo gli investigatori sarebbero a loro volta provento dello spaccio. Il 17enne si trova ora agli arresti domiciliari. 10 decessi per Covid in Veneto, secondo il bollettino emanato dalla regione, 4 nella Marca Trevigiana, relativi però non a un solo giorno ma all'ultima settimana. Si tratta, oltre che del 69enne già reso noto ieri, anche di un anziano di 88 anni, di un altro spentosi ieri di 82 e di una donna di 81. Tutti pazienti con altre patologie provenienti al momento del ricovero dalle loro abitazioni e non da case di riposo. 3 dei deceduti non erano vaccinati, solo uno aveva ricevuto la dose di vaccino Johnson & Johnson. Riapertura con capienza all'80% è un segnale positivo per i teatri del Veneto, ma per poter continuare l'attività, dicono sia dal Teatro Stabile che anche dagli altri teatri privati, è necessaria una capienza totale, ovvero del 100%. Certamente il fatto che si possa arrivare all'80% e quindi togliendo anche quel metro di distanziamento che per le nostre sale significa moltissimo, è un passo in avanti, non risolve ancora del tutto il problema. Al Teatro Stabile del Veneto 4 strutture, 2.265 posti di capienza massima e 600 lavoratori, si guarda la decisione del CTS come un primo passo avanti, ma certo non sufficiente a garantire la sopravvivenza del sistema, che così può reggere al massimo sino a fine anno. Ci aspettiamo che da inizio 2022 diventi il 100%, perché se dovessimo andare avanti anche nel 2022 con una limitazione dell'80%, credo che inizieremo veramente ad avere problemi. Non è soltanto andare in recita, significa che se non ritorniamo ad avere le stesse entrate prima del pre-Covid, non riusciamo più a fare il nostro mestiere, che è la produzione di spettacoli. Ancor più seria è la situazione dei teatri privati, che non hanno la possibilità di accedere a fondi pubblici e sono fermi da febbraio 2020. Se hanno difficoltà loro a reggere, noi ancora di più. È un appello che stiamo facendo da mesi, assieme anche ad ATI, per l'associazione di categoria dei teatri privati. Qui non possiamo più andare avanti, abbiamo veramente bisogno di una mano, perché diversamente tutta questa impresa culturale privata rischia di affossarsi e di affondare e non possiamo permettercelo. Capienza degli stadi al 75%, palazzetti dello sport dal 35 al 50%, parlano di boccata d'ossigeno dall'Imoco Volley e dalla Treviso Basket. Ora è importante che il pubblico ritorni. Lo scorso anno, a fine ottobre, i palazzetti dello sport erano stati nuovamente chiusi, a stagione avviata, eppur con tutte le cautele del caso. Un anno dopo il CTS dà il via libera a un nuovo importante passo verso la normalità, l'aumento della capienza dal 35 al 50%. Una novità accolta con soddisfazione dalla DeLonghi Basket e dal suo presidente Paolo Vazzoler. Ogni cambiamento che concede uno spazio in più è un cambiamento verso la normalità che ci auspichiamo tutti, per cui è già da prendere in maniera positiva e credo che soprattutto serva a tranquillizzare la gente, confermando che arrivare al palazzo è un'operazione sicura, veloce, a bassissimo rischio, per cui spero che soprattutto la gente, ora che c'è più spazio per entrare,
torni a avere la voglia e la tranquillità di venire al palazzo. Positiva ma più tiepida l'accoglienza dell'aumento della capienza al 50% da parte dell'Imoco Volley. Ci aspettiamo onestamente qualcosa di più, perché visto anche un po' come sta andando l'andamento pandemico, una delle ipotesi che si era ventilata era il 75% e quindi crediamo che si possa arrivare in uno step breve al 75%. Che la strada sia già segnata in questa direzione lo pensa anche Vazzoler. Se tanto mi dà tanto è capace che tra un mese possono rivedere tutto e darci ancora più spazi. Quindi è il percorso che auspicavamo tutti. Per ora bisogna però fare i conti con la capienza a metà, che per le società in termini economici rimane comunque una grossa difficoltà. In prima battuta sul botteghino, quindi su biglietti e su abbonamenti, ma in seconda battuta anche su tutti i nostri sponsor, perché molti dei nostri contratti sono legati a un discorso di abbonamenti per gli sponsor, quindi risulta veramente importante questa prima riapertura nella speranza che a breve si arrivi almeno a un 75%. Vaccinazioni, debutta domani all'ex Maber di Villorba il punto rosa ideato dall'ULSS 2 per mettere a disposizione delle donne in gravidanza punti informativi sulla vaccinazione contro il Covid. Il punto rosa ospiterà un ginecologo che farà consulenza, anamnesi alle future mamme spiegando l'importanza della vaccinazione contro il Covid per la protezione di se stesse e del nascituro. Il punto rosa all'ex Maber sarà attivo ogni mercoledì dalle 15 alle 19. Oltre al box dedicato nel Vax Point, attiveremo negli altri 2 distretti canali informativi dedicati con i reparti di ostetricia dell'ospedale di Montebelluna e del nosocomio di Conegliano. C'è una notizia di cronaca appena arrivata, un 59enne è stato picchiato da 2 giovani marocchini di 18 e 17 anni per questioni di viabilità, una lite proprio in strada mentre stavano guidando. È accaduto in via Podgora all'altezza del centro della Castellana. Sul posto i carabinieri della compagnia di Castelfranco Veneto. E sempre in tema di violenze andiamo a Falzè di Piave, perché ha avuto un seguito il caso dell'avventore violento che ha creato il caos domenica sera all'interno di un'osteria. L'uomo stamattina si è presentato alla porta di casa del ristoratore che l'ha denunciato e non aveva buone intenzioni. Nuovo parapiglia tra il ristoratore di Falzè di Piave, Alessandro Dalbò, e l'avventore violento che domenica sera ha fatto irruzione all'antica osteria Pozzi, urlando ai presenti di vaccinarsi, prendendo di mira il locale probabilmente per le posizioni esternate più volte dal titolare contro le restrizioni anti-Covid. Questa mattina alle 8:30, quando Dalbò, che abita sopra l'osteria, ha aperto la porta di casa per scendere, si è trovato di fronte il 45enne che domenica sera, oltre a prendere a calci e pugni la porta e il bancone, aveva sferrato un ceffone a un pensionato che si era permesso di rispondergli. Alla minaccia di chiamare i carabinieri si era dileguato. Il ristoratore e la moglie Monica l'indomani hanno sporto denuncia. Non contento evidentemente, stamattina il 45enne si è presentato alla porta di casa dei due, ancora alterato. Le sue intenzioni non sembravano buone, spiega Dalbò, che lo ha cacciato senza troppi complimenti, annunciando che domani integrerà la denuncia con l'accusa di violazione di domicilio. A Olmi l'insicurezza della piccola fermata del treno preoccupa i residenti. È un problema mai risolto, dicono, con i ragazzi costretti a farsi accompagnare dai genitori anche per percorrere soltanto 150 metri. Baby gang, raduni, spaccio, un giorno sì, un giorno no, è sempre il terrore della gente del paese, non si può andare avanti così. Fermata del treno di Olmi, accanto al sottopasso di Viale Primo Maggio, la strada che collega la frazione di San Biagio a Mignagola. La zona è isolata, la visibilità ridotta dalla vegetazione. Chi va a prendere il treno a piedi o in bicicletta rischia di fare brutti incontri. Per andare o tornare deve affrontare questo tratto di stradina privo di illuminazione, tanto che il più delle volte, anche solo per percorrere poche decine di metri, i ragazzi vengono accompagnati in macchina dai genitori. Tramite l'associazione Furti in Corso, uno dei residenti delle case più vicine ha deciso di sollevare il problema chiedendo la messa in sicurezza dell'area. Sicurezza, voglio dire, telecamere e poi che ci sia anche illuminazione, perché è tutto buio, pesto e fa paura. Sono quei 150 metri di strada sterrata che veramente è da avere paura e si può rischiare sia che ci sia uno stupro o qualcosa di peggio. È meglio prevenire adesso
fare qualcosa subito piuttosto che succeda qualcosa dopo. Occorre, dice, che Comune e Ferrovie dello Stato si accordino per l'adeguamento di quel sito, un tema che è già stato sottoposto in passato all'amministrazione comunale, dice, ma senza esito. Magari che non ci sono i fondi e che non c'entrano con le Ferrovie dello Stato o per tanti altri motivi, ma non sono mai intervenuti. Quindi io ho deciso di chiamare voi dell'Antena 3 per aiutarci a risolvere questo problema del paese. Allora attenzione, prima di andare in pubblicità un'ultimissima, c'è stata una nuova scossa di terremoto alle 18:58, eccolo qui il bollettino diramato dalla Protezione Civile, magnitudo 2.7, siamo in provincia di Rovigo, epicentro a Pettorazza Grimani, quindi 18:58, nuova scossa di terremoto, magnitudo 2.7 in provincia di Rovigo. Andiamo in pubblicità. Ben ritrovati, ripartiamo da Treviso con la CGIL che incontra gli artigiani. Da domani partirà uno sportello itinerante. Se la montagna non va da Maometto, Maometto va alla montagna. È proprio quello che farà la CGIL, andando a cercare tutti quei lavoratori artigiani che non si sono mai presentati agli sportelli e che non hanno mai chiesto rimborsi e contributi di cui hanno diritto. Allora noi abbiamo detto, visto che questi lavoratori non vengono da noi che gli spieghiamo le cose di cui hanno diritto, abbiamo deciso di portare la CGIL nelle zone artigianali. Con la pandemia molti hanno usufruito del fondo di solidarietà bilaterale dell'artigianato, così la CGIL ha incrociato alcuni dati tenendo conto che in provincia di Treviso ci sono 33.660 lavoratori artigiani. Abbiamo scoperto che c'è una differenza che noi calcoliamo intorno alle 10.000 persone in provincia di Treviso, quindi tanti, che non hanno mai usufruito di EBA a Vessano in Veneto. La CGIL andrà nelle piazze a cercare proprio questi lavoratori. Si parte mercoledì 29 settembre a Oderzo, zone industriali in via dell'Artigianato, dalle 11 alle 14, dalle 16 alle 18, con tanto di sportello e computer, così da poter tecnicamente già compilare eventuali domande. Mercoledì successivo sarà in via della Cooperazione a Castelfranco. Fra i dati positivi stiamo vedendo, e questo è un dato interessante secondo me, che nell'ultimo periodo la richiesta di cassa integrazione è quasi annullata, se non riguarda solo casi abbastanza sporadici. Segno che nel territorio trevigiano c'è, dicono, una grande ripresa dell'attività lavorativa. Domani alle 15 a Monigo, nella chiesa di Sant'Elena Imperatrice, saranno celebrati i funerali del maestro Dino Zanatta, scomparso domenica all'età di 82 anni. Era molto noto a Treviso soprattutto per la sua attività lirica e corale come maestro di cori popolari e di montagna, a partire dal coro Stella Alpina, il coro Voci del Sile e la sorgente di Morgano. Ha fatto anche parte del coro lirico veneto del Teatro Comunale di Treviso. Lascia la moglie e i 2 figli domani. A Dino Zanatta l'ultimo saluto. Dal 1° di ottobre entreranno in vigore le prime misure di contenimento delle polveri sottili in virtù del nuovo accordo di programma. Nell'ambito appunto di questo accordo di programma partiranno le domeniche ecologiche a Treviso. Le date fissate sono il 10 ottobre, il 31 ottobre e il 21 di novembre. In quei giorni è prevista la pedonalizzazione completa della zona Dentromura. Ricordiamo che nelle stesse date in città si terranno anche alcune manifestazioni, la Mezza di Treviso, le celebrazioni per il 100° anniversario del gruppo Ana di Treviso e le rassegne natalizie. Andiamo al Museo di Santa Caterina, un po' di cultura, un'applicazione per poter fare una visita virtuale del museo anche da casa. Arte e cultura sempre più tecnologiche. La visita al museo diventa un'esperienza da fare anche attraverso il proprio cellulare, con 40 minuti di immagini e racconti che virtualmente conducono il visitatore attraverso le stanze del Museo di Santa Caterina. Basterà seguire dei percorsi e si potrà scegliere se si hanno 10 minuti, per esempio visitare solo il ciclo di Sant'Orsola, oppure tutto il museo e scoprire i segreti dell'archeologico. Ci saranno 40 dispositivi presenti gratuitamente in museo, oppure molto più facilmente si potrà scaricare l'app dal proprio smartphone su Google Play o App Store, è un'app molto semplice, e poi decidere come visitare il museo. Una nuova applicazione, un nuovo strumento che si potrà usare per rinfrescare opere già viste oppure per lasciarsi incuriosire. 2 lingue, italiano e inglese, 3 percorsi possibili. Un luogo magico che racconta anche la storia della città attraverso i reperti raccolti e conservati da Luigi Bailo, ma anche i suoi affreschi del 300 e 400. Un luogo, come conferma la
l'assessore ai beni culturali Lavinia Colonna Preti, sempre più visitato soprattutto dai trevigiani. Grazie alla mostra di Casaro siamo circa a 1000 visitatori a settimana. Non sono ancora i dati delle grandi mostre pre-Covid, perché chiaramente viene a mancare un determinato tipo di pubblico, che sono le scuole, che sono i grandi gruppi, che ovviamente non ci sono, e anche il turismo sta cominciando. Il dato molto interessante e che per fortuna fa da contrappeso alla mancanza di visitatori stranieri è che i nostri musei sono visitati tantissimo da un turismo di prossimità. Tra qualche mese arriverà anche la versione dell'applicazione dedicata ai bambini. Apriamo la pagina di Belluno. Si è tenuto oggi in sede ministeriale, convocato dal Ministero dello Sviluppo Economico, l'incontro di aggiornamento relativo alla situazione di ACC di Borgo Valbelluna, un incontro interlocutorio visto che non è ancora stato definito l'importo del finanziamento che sarà erogato. Incontro positivo, dicono i sindacati, che però chiedono chiarezza. Per noi, scrivono in una nota FIM, FIOM e WILM, è fondamentale che l'importo del finanziamento sia tale da garantire il pagamento delle retribuzioni di tutti i lavoratori e da salvaguardare la continuità produttiva dello stabilimento di Mel, essenziale per l'effettiva tutela dell'occupazione. Presente all'incontro anche l'assessore regionale al lavoro Elena Donazzan, che chiede con urgenza di conoscere i dettagli della misura di supporto in favore di ACC. Sanità in montagna, sicurezza e territorio sono tanti gli ambiti toccati dal master presentato oggi a Feltre, dall'ULS 1, l'Università di Padova, 60 gli studenti diplomati fino ad oggi. Ecologia in montagna, ipotermia accidentale, trattamento del paziente in ambiente impervio sono solo alcune delle materie trattate nel master di primo livello in prevenzione ed emergenza in territorio montano e alta quota, iniziativa che con la collaborazione di ULS 1 e Università di Padova ha raggiunto la quinta edizione, diplomando fino ad oggi 60 specialisti. Per il nuovo anno accademico le preiscrizioni sono ancora aperte, una proposta di eccellenza alla prova che la sanità in montagna non è solo questione logistica ma pure sanitaria. La formazione è essenziale per avere degli operatori preparati, pronti ad affrontare sia la prevenzione che effettivamente l'urgenza e emergenza in montagna. Quindi avere operatori formati per noi è essenziale. Pensiamo al soccorrere soggetti che sono dispersi nei monti oppure che hanno avuto un incidente, quindi molto peculiare la loro caratteristica dal punto di vista di assistenza sanitaria. Sedi dei tirocini, oltre ai luoghi dell'ULS 1 anche il comando dei vigili del fuoco provinciale, il soccorso alpino, la Federazione Sicurezza Piste Sci, le guide alpine, un valore aggiunto per chi in montagna ci vive ma anche per i visitatori. A volte diamo per scontato il fatto e pensiamo che in qualsiasi parte del mondo la macchina dei soccorsi sia come quella a cui siamo abituati qui. Non è così. Però dobbiamo pubblicizzare anche questi aspetti, perché questo può essere utile a richiamare ulteriori turisti in queste zone che si sentono più rassicurati dal fatto di avere la certezza di una macchina operativa che è così efficace. A complimentarsi con i neodiplomati anche l'assessore alla sanità Lanzarina, tanti gli studenti provenienti da fuori provincia, ad accomunarli la passione per la montagna talmente profonda da diventare prospettiva di vita. Io vorrei chiedere il trasferimento per lavorare in azienda ULS 1 e in area di emergenza, insomma. Anche per me entrare nell'area dell'emergenza e cercare di dare il meglio, soprattutto in montagna, visto che entrambe tutti noi siamo appassionati. Ricerche in corso nel Bellunese per la scomparsa dell'85enne Arturo Arocena di Quero Vassa, allontanatosi dalla propria abitazione la scorsa notte senza fare ritorno. L'uomo, sprovvisto di cellulare, sarebbe stato visto intorno alle 6 di questa mattina con 2 borsoni in direzione da via Noal verso la strada provinciale 1 bis. È di origini filippine, alto 1,60 m, corporatura esile, capelli corti, bianchi, stempiato. Al momento dell'allontanamento indossava una giacca di colore verde. E c'è un'altra persona scomparsa, indossava pantaloni scuri, una maglietta bianca a righe celesti. Questa mattina il 65enne Roberto Tabacchi, quando da Pieve di Cadore si è incamminato per raggiungere la sua abitazione a Nebbiu, scomparendo senza lasciare traccia. Anche per Roberto Tabacchi le ricerche sono in corso. Siamo alla politica. Belluno si guarda già alle amministrative del 2022. Nasce la Federazione delle Civiche.
Qui si tratta di dare una svolta alla città, no? Dopo 10 anni di impero Massaro è opportuno collegare tutti quanti assieme partendo dalle liste civiche. Noi abbiamo avuto la volontà di partire dai piedi invece che dalla testa e quindi è un candidato sindaco d'altro. Pensiamo a quello che abbiamo fatto in questi 5 anni di amministrazione, di opposizione alla giunta Massaro, e da questo partiamo sostanzialmente mettendo assieme le liste civiche e poi l'aggregazione eventualmente con i partiti, diciamo così, tra virgolette, nazionali. Questa è la prima mossa ufficiale in vista delle amministrative 2022, una federazione delle liste civiche attualmente all'opposizione a Palazzo Rosso per fare massa critica anche nei confronti delle stesse forze politiche di centrodestra, Lega in primis. Ad anticipare i tempi con una conferenza stampa congiunta, Paolo Gamba di Belluno e di Tutti, Franco Roccona per Civiltà Bellunese, Luca Dalle Mule, presidente del Patto per Belluno Dolomiti. Insomma, si gioca a carte scoperte. Lo scopo è quello di fornire un contributo nostro unitario e di supporto ai partiti, anche nell'individuare un candidato del centrodestra che possa risultare vincente, convincente e autorevole negli interessi della città. Una visione di ampio respiro e non delle piccole cose, dicono le forze civiche, guardando i contenuti, ma la partita è appena iniziata. È tutto per questa edizione, questo era il nostro ultimo servizio, siamo come sempre alle previsioni del tempo. Grazie per essere stati in nostra compagnia, arrivederci. Moreno Tardivo Tristyle, potatura ed abbattimento alberi di alto fusto, presenti in tutto il Triveneto. Chiamateci per un preventivo gratuito. Bentrovati al meteo. Le condizioni tra fine settembre e inizio ottobre sono caratterizzate da una spiccata variabilità e infatti nella giornata di mercoledì 29 settembre non si escludono dei fenomeni. Nel dettaglio sul Veneto sole prevalente, cielo poco nuvoloso con qualche addensamento pomeridiano sulle Alpi dove lo vedete non si escludono anche dei temporali che localmente potrebbero interessare anche le pianure circostanti. Uno sguardo alle temperature minime tra 12 e 17 gradi, valori massimi compresi invece tra i 22 e i 27 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, stessa situazione, qualche pioggia sui monti, specie nelle ore pomeridiane, altrove sarà più asciutto. Temperature minime tra 14 e 18 gradi, massime sui 24-26 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Avremo qualche rovescio in mattinata, a seguire migliorerà con più sole. Temperature minime intorno ai 13-15 gradi, massime sui 25 gradi all'incirca. Dal meteo di Antena 3 è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Moreno Tardivo Tristyle, potatura ed abbattimento alberi di alto fusto, presenti in tutto il Triveneto. Chiamateci per un preventivo gratuito.